Don Davide Milani al Busto Arsizio Film Festival. Pasolini, il Vangelo secondo Matteo. Ha appena detto un film che non è cinema, ma un film che non si può perdere, che bisogna vedere. Sì, proponevo ai ragazzi questa polarità, Vangelo ma non è Vangelo, perché il Vangelo è fatto per la testimonianza personale, ma è fedelissimo al Vangelo, perché la sceneggiatura di questo film, fondamentale nella cinematografia, è appunto precisamente il Vangelo secondo Matteo. Il cinema ma non è cinema. Non è cinema perché appunto ci sono questi personaggi presi dalla strada, attori professionisti non ce ne sono gli amici, la madre di Pasolini, anche il protagonista è appunto un rivoluzionario basco. Non è film perché non è nemmeno un documentario, è quasi una drammatizzazione, è una sacra rappresentazione, ma è profondamente cinema perché la tecnica cinematografica che Pasolini usa è maestosa. Il bianco e nero di Tonino Delli Colli, il direttore della fotografia, è superba, c'è la sequenza del discorso della montagna che è una lezione di cinema. È un lavoro fondamentale non solamente per chi ama il cinema, ma anche per la cultura del nostro paese. È un lavoro da vedere, davanti al quale bisogna fare un po' di fatica, come tutte le cose importanti e belle della vita, per entrare dentro questa vicenda, l'opera di Pierpaolo Pasolini, che ricordiamo nei 100 anni della sua nascita, ma anche per entrare nel clima culturale del tempo. Ecco, Pasolini un rapporto difficile con la fede, no? Nei primi anni, lui diceva fino a 15 anni ho creduto per l'educazione familiare, eccetera, ma poi no, non ci credo, ma in realtà si è sempre interrogato sul rapporto con, cioè in qualche modo Cristo lo provocava, gli scoteva qualcosa dentro. Sì, noi non possiamo, lo dico da prete anzitutto, non possiamo giudicare la fede delle persone, non sappiamo cosa passa tra il cuore di una persona e Dio. Possiamo vedere appunto la sua opera. Non è il suo atteggiamento nell'età matura, nell'età della sua produzione artistica, non è un atteggiamento devoto, cioè l'atteggiamento di chi vive la fede, esplicitamente perlomeno, ma è l'atteggiamento di chi è provocato dalla figura di Cristo. Lui che appunto si muove secondo una personale rilettura del marxismo, provocato appunto dai deboli, dal desiderio di una società più giusta, più equa, contro un certo modo di essere della borghesia, del capitalismo, trova nella figura di Gesù non solamente un rivoluzionario, ma uno che viene dalla parte dei deboli, dalla parte dei poveri, uno che porta un messaggio, parlando del Vangelo secondo Matteo, appunto lui dice: io non credo che Gesù sia figlio di Dio, ma credo che sia in qualche modo divino, perché compie le speranze umane e le porta oltre. Tormentato appunto dalla figura di Gesù Cristo, tant'è che lavora spesso su questi temi, lavora appunto nella Ricotta, in cui racconta la passione dei poveri cristi, ci lavora appunto col Vangelo secondo Matteo, ci lavora in Uccellacci e Uccellini, ma a suo modo ci lavora anche in un film scandaloso, quale fu Teorema, che venne quasi unanimemente, non da tutti, grazie a Dio, condannato dalla Chiesa. Ecco, il tema appunto della religione cattolica, della religione cristiana, la figura di Gesù Cristo soprattutto, ha scosso l'anima inquieta, l'anima desideroso di verità, di sapere, di conoscenza, di istanze veramente umane che hanno attraversato la produzione e la vita di Pierpaolo Pasolini. Ecco, Don Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, ieri sera e anche dell'Ecco Film Festival. E ieri sera si è parlato anche di un altro festival, Nuovo Millennio, quindi questi festival danno respiro al cinema, danno la possibilità di incontri, di occasioni di riflessione, sono essenziali in qualche modo. Sì, sono fondamentali. Il cinema in sala, nella forma tradizionale in cui l'abbiamo conosciuta, la cultura di massa negli anni 70, 80, 90, ma fino a pochi anni fa, pensato solo così è destinato a finire. L'esperienza della visione del cinema in sala ha bisogno di qualcosa di più, cioè ha bisogno dell'aspetto fondamentale della fruizione cinematografica, che è quello della comunità, che è quello del ritrovarsi con altri, che è quello di fare un percorso, di essere guidati da qualcuno. Ormai tutta la produzione cinematografica la troviamo sui nostri device, la troviamo sulle nostre piattaforme, anche titoli nuovi, se non arrivano direttamente, nativamente sulle piattaforme, ci arrivano dopo poche settimane.
Cosa può fare una sala? Cosa fa un festival? Organizza dei percorsi, fa incontrare i protagonisti, ti mette a contatto, come avviene questo bellissimo festival, con i registi, con gli attori, e fa tornare il cinema a un'esperienza comunitaria, perché non dimentichiamoci che il cinema nasce dentro un'esperienza comunitaria. Quando si produce un film nasce una comunità, chi ci lavora per mesi sta insieme, chi lo pensa. La destinazione del cinema è comunitaria, come dire, è innaturale quando noi guardiamo un film da soli, perché non nasce così. E quindi i festival sono importanti perché avvicinano il cinema alla gente, lo fanno rivivere come esperienza comunitaria, accorciano le distanze tra chi fa il cinema in tutte le sue professioni e chi lo fruisce, e soprattutto fanno crescere il desiderio di buon cinema, il desiderio di conoscenza, come appunto accade al BAF. Parlava del festival di Lecco, dell'Eco Film Fest, che faremo anche quest'anno, la terza edizione a metà di luglio, che trae ispirazione anche dal Busto Film Fest. Terzo Millennio Film Fest invece, con cui il BAF ha una partnership importante. Ieri sera abbiamo presentato un film che ha vinto da noi a tempo pieno, racconta, voluto da Papa Giovanni Paolo II, racconta il desiderio di cercare lo spirito nella cinematografia mondiale. Grazie mille.